Si vede? Allora, sono il figlio di Monica, conosciuta già da molto tempo come agricoltura biodinamica di Masainas. Nel foglio c'era scritto soltanto agricoltura di azienda agricola di Masainas. Abbiamo un'azienda agricola biodinamica che è già da tanto tempo dei miei genitori, da più o meno 26 anni. Adesso sono tornato io dalla Germania avendo fatto un apprendistato di agricoltura biodinamica. Noi coltiviamo, allora la biodinamica consiste nel coltivare sia il biologico, quindi siamo controllati anche dal biologico, però questo in maniera che l'azienda sia autonoma, produca tutto quello che ha bisogno per prendere al terreno, ma per ridare anche al terreno tutte le sostanze che ha bisogno per poi produrre delle piante capaci di sopravvivere senza malattie e senza l'utilizzo di prodotti, anche se sono consentiti nel biologico, però magari non sono consentiti nel biodinamico. E quindi l'azienda produce diversi tipi di colture che ognuna prende e certe invece danno al terreno, e poi magari come le leguminose che sono prodotti erbe che sono leguminose, quindi tramite i batteri anaerobi portano nel terreno l'azoto, e quindi noi non ci serviamo dell'azoto comprato, ma esatto. E queste leguminose poi vengono utilizzate anche come mangime, come foraggio per gli animali, che poi ci offrono il letame, e quindi anche questo è un aiutante, un fertilizzante per le piante. Questa azienda produce molti ortaggi, tra cui carciofi, cereali e leguminose. E la cosa che è difficile è seguirli tutti questi ortaggi. Per questo siamo un po' intenti così, facciamo già da tanti anni la consegna a domicilio nella zona di Carbonia, di Iglesias, di Cagliari. Le persone quindi gli viene offerta la verdura e tutti i prodotti, però le persone è un tipo di mercato che deve offrire tutto in modo che magari la persona, il cliente, non deve andare nel negozio a comprarsi più altri prodotti perché poi ne vede a basso prezzo e cose del genere. Il biologico è più costoso, questa è una cosa importante. Per esempio per le patate, un chilo di patate ne diventano nel convenzionale 20 kg, nel biologico, se tutto va bene, 10 kg da un chilo di patate, quindi la metà. Ma cosa c'è di diverso? Ha un gusto diverso? È sano? Questo il produttore convenzionale lo sa lo stesso, perché il prodotto che lui versa nell'atomizzatore si legge magari una volta cosa tutto può creare, e spesso ci sono tanti agricoltori convenzionali che conferiscono ai mercati, dove ognuno va poi a comprare nei negozi, però questi agricoltori, o spesso ci sono degli agricoltori che si fanno il loro orticello privato per se stessi, perché sanno che mangiando invece quel prodotto che vendono a tutto il resto delle persone c'ha un bel tanto di chimica che poi arriva al corpo umano. Esatto. La nostra azienda cerca di fare così, non possiamo usare semi convenzionali che vengono tramite deroghe, possiamo se non ne troviamo altri, quindi cerchiamo anche di fare i nostri semi della zona per poter avere dei semi abituati al clima e al territorio nel quale si trovano. Infatti se invece compriamo dei semi per esempio dall'Olanda o dalla Germania, li piantiamo in insalate, li piantiamo in estate, qui in Sardegna vanno subito in fiore perché è un altro clima che abbiamo qua. Questo è difficile, infatti abbiamo avuto anche qualche esperienza a Toga che non avevamo abbastanza esperienza, e le barbabietole rosse per esempio
si sono imparentate con la bietola normale, quindi invece di diventare una radice tonda è diventata una radice a palo, un po' più tonda, però non commestibile. Oppure diverse cose, piano piano ci stiamo abituando, la rucola ci stiamo riuscendo, le insalate, i cavoli. Abbiamo avuto anche delle esperienze, io sono stato molto in Germania, di aziende che fanno questi semi e si dedicano molto a questi semi. Per esempio alla carota prendono la più bella, la più buona e la ripiantano nel terreno e la fanno andare in fiore. E non si può prendere la carota oppure il finocchio, qualunque pianta, che tanto non la compra nessuno perché è piccola e quindi la facciamo andare in fiore e ci facciamo i semi. Deve essere la carota migliore o il prodotto migliore che poi farà con i semi di nuovo tanti prodotti buoni e gustosi e belli. In Germania si fa così perché non è come qua che c'è sempre caldo più o meno. In Germania si pianta in marzo, si raccoglie in settembre e poi si mette nella cella frigo. Poi si provano le migliori e si ripiantano a marzo e si fa riandare in fiore. Questo nei paesi tipo Spagna, Sardegna, Italia, non penso, così noi ci stiamo riuscendo così. Però l'impollinazione esterna è difficile in quanto non ci deve essere nessun contatto con la carota selvatica. E questo è un grande percorso che va fatto poi con mosche o con api e si ottengono dei semi perfetti. Allora, per questo poi questo seme è abituato al posto e non va in fiori troppo velocemente. Allora, il mercato ultimamente, tutto l'insieme dell'agricoltura dice più o meno che bisogna concentrarsi su un prodotto, su 2 o 3 prodotti, produrne 100 ettari, altrimenti non tornano i costi. Però cosa è il mercato anche? Tipo le cooperative, il biologico, se si produce il biologico da una patata se ne hanno invece di 20 kg, 10 kg, deve avere un prezzo giusto, quindi un po' più alto, per tornare ai costi di tutto perché tutto costa, la nafta, tutto. Però qua in Sardegna non conosco delle cooperative che garantiscono il ritiro della merce, che prima hanno invece garantito, dicono pianta diversi tipi di insalate, dicono tutto questo, però non hanno firmato mai niente. Poi si piantano, questo ci è successo anche a noi, ma ho sentito tanti altri, si piantano tutte queste cose, poi poco prima, 2 settimane che sono pronte, si telefona e loro dicono no guarda ne ho bisogno solo di una, e le altre quindi o si portano al mercato e che non ne vale neanche la pena arrivarci, o si portano, a noi le diamo le capre, quindi non è possibile, e tutto questo non è solo una cooperativa, ma è ogni piccolo cliente che se è interessato a questa cosa, a questo prodotto, deve poi sapere che questo prodotto esiste, che ha detto ma io sarei interessato se voi ci portate il prodotto a domicilio, se ci portate la cassetta, e poi deve essere però anche fedele e comprare la verdura che poi il produttore produce. Sì. Esiste un proverbio in sardo che si dice quando currisi troppo requisi non di cassa mancuno. Per questo secondo me diverse aziende qui in Sardegna o nella nostra zona dovrebbero mettersi insieme e ognuna si specializza su 3, 4, 5, 6 cose, ma non su 20 ognuna, perché così non esce neanche una buona di questi prodotti. E questo poi magari viene tutto pensato insieme tra queste aziende e tra la possibilità di vendita diretta con la clientela della zona, che poi sperando resta fedele. In questo modo si producono prodotti buoni, belli e sani. Esatto. Come? Ok. La lascio parlare.
Noi adesso stiamo facendo questa azienda biodinamica qui a Masainas e abbiamo qualche speranza di poter cambiare, siccome che questo dei 100 ettari, prima dicevo, bisogna di dover produrre tanto per poterne tornare i costi, però alla fine si produce tanto e non c'è la richiesta perché non c'è niente di scritto, di firmato, di contratto per poi ricevere questa cosa. Noi adesso la nostra speranza è di creare un piccolo mini caseificio anche dove poter trasformare sia verdure che prodotti lattici ufficialmente e poterli vendere ufficialmente, quindi tutto legalmente. La speranza è che la clientela ne sia interessata e che vuole continuare o che garantisce che se noi tanti agricoltori di questa zona ci mettiamo insieme, decidiamo di produrre, ognuno si specializza su un paio di cose, poi di ricevere poi queste cose, quindi è un fidarsi di tutti insieme. Ok.